bentornati a un nuovo appuntamento con la 16ª edizione di Mille Voci. Un'edizione che ormai avrete capito è un'edizione difficile, ma proprio per questo ancora più importante, perché il nostro obiettivo è quello di tenervi compagnia con della buona musica, con dei grandissimi artisti conosciutissimi in tutta Italia. Quindi il primo saluto va al mio maestro, al mio compagno di viaggio, Alessandro Alessandro! Ciao Daphne, ciao a tutti! Il pubblico di Mille Voci ormai avrà imparato che in questa edizione il compagno di viaggio è Alessandro Alessandro, che è stato... Oh, grazie, musichetta! Vi ricorda, oltre a ricordarvi una grandissima canzone che ho avuto anche il piacere di interpretare, vi ricorderà la colonna sonora di questa trasmissione di Marta Flavi che si intitolava Agenzia Matrimoniale, che noi seguivamo. Infatti dico, quando il Turco ha detto, mi sa che salutiamo il Turco, ciao Gianni Turco dalla regia, quando il Turco ha detto abbiamo un contatto col maestro Alessandro Alessandro, io ho detto no, ti prego, Alessandro Alessandro lo voglio, perché l'abbiamo preso in giro con la mia mamma per tantissimo tempo, perché si chiamava Alessandro Alessandro. Anche prendere in giro è una forma d'affetto, certo. Gioia mia, è stata la tua fortuna, perché è stato quello che ti ha reso famoso, era che ti chiamavi Alessandro Alessandro. Tra cui anche questa, grazie. Bravissimo, grazie di essere con me. Avremo modo di chiacchierare un po' più tardi. Iniziamo subito con la nostra puntata. Sì, l'ho già visto, l'ho visto già inquadrato. Io sono felicissima di averlo qui in questa edizione, di averlo qui oggi in questa puntata. Lui si imbarazza, ma io dico sempre che è il bello di Mille Voci. Io lo trovo proprio bello, bello come uomo, bello come persona, è bello tutto, il nostro Michele! Guarda, ma cioè, vedi che saranno tutte d'accordo con me. Bello. Tra l'altro, oggi tu canti una cosa che proprio mi sta nel cuore, perché ho sentito il titolo di questa canzone, ho detto, Michele, ma a chi è dedicata questa canzone? E lui ha detto a tutte le donne del sud. E visto che io mi sento una terrona... facciamo in modo... Ma tra l'altro io la canto, ma questa canzone l'ha scritta Bruno Lauzi. Pensa, quindi voglio dire... Grande Brunino. Il grande Bruno Lauzi ha scritto questa bellissima canzone che dedichiamo a tutte le donne che sono qui presenti in studio, a tutte le donne che ci stanno seguendo da casa e a tutte le donne del nostro amatissimo Sud. Il nostro carissimo amico Michele!
Ma che dolce! Che bella! Poi sai, mi hai fatto ricordare questa donna col cesto di arance. Sì. Quando io ero piccolina ho avuto la fortuna proprio di vedere queste donne al mio paese con quelle gonne lunghe, no? Vestite di solito di nero, che avevano queste ceste che mettevano sulla testa o portavano le frutta o andavano a lavare i panni. Certo. Quindi questa canzone ha proprio rievocato un po' queste immagini. Grazie Michele. E ha fatto capire quanto è bella la donna del sud. Che detto mentre mi guardi proprio è un'emozione enorme. Grazie Michele. Ciao. Grazie. Bene, io mi avvicino, Turco seguimi, mi avvicino a lei che è una new entry. No, se dico new entry poi ti arrabbi perché dici che uso sempre questi inglesismi. Allora, un nuovo membro della famiglia di Mille Voci, la nostra Marinella Bottazzi. Grazie cara. Allora, abbiamo anche lo sgabello per Marinella, accomodati. Dopo sì. Allora, Marinella è cantante, autrice, conduttrice radiofonica. Esatto, potete seguirmi tutte le domeniche mattina su Radio RCS L'Onda Veronese, dalle 10 alle 12 vi terrò compagnia. Dall'accento capiamo che non stiamo parlando di una donna del sud, ma di una donna del centro-nord, emilianissima. Bene, quindi un saluto a tutte le donne emiliane che ci seguono. Esatto. Marinella, cosa ci canti oggi? Oggi vi porto un pezzo che è stato, scritto da varie persone perché credono in me. In effetti devo ringraziare Matteo Ghizzoni, Marco Candeloro, Davide Pantaleo, che oltretutto è lo speaker in radio con me, quindi grazie anche a lui. Però ci ho messo lo zampino anche io. Ecco, una cosetta. No, non potevo non farlo, non potevo. Il titolo della canzone è Un grammo di felicità. Un grammo di felicità, Marinella Bottazzi. Il sapore di un sorriso ha la forma che uno vuole. Se lo guardi all'improvviso ti riscalda sempre il cuore con le braccia più accoglienti che tu possa immaginare. Serve a tutti, a chi sta male e a chi si vuole innamorare. E difendi quel sorriso, ti sento più vicino, lo vedranno sul tuo viso, a qualcuno servirà questa sera. Io vi porto una canzone, vola in alto e non sappiamo dove andrà, e nell'aria si respira un'emozione che ti arriva, dritto al cuore guarirà. Non sarà solo un ricordo, una canzone, ti darà un grammo di felicità. Ti ricordi quanta strada, le risate con gli amici, mi sorprendo all'improvviso, siamo insieme più felici. Ora allarga le tue braccia ed ascolta le parole, ti colpisce sulla faccia come sempre un'emozione e riaffiora il tuo sorriso, ti sento più vicino, sta nascendo sul tuo viso e a qualcuno servirà questa sera. Io vi porto una canzone, vola in alto e non sappiamo dove andrà, e nell'aria si respira un'emozione che ti arriva, dritto al cuore guarirà. Non sarà solo un ricordo, una canzone, ti darà un grammo di felicità.
Grazie. Marinella Grazie. Bottazzi, grazie. Grazie a te. Ci rivediamo in altre puntate di questa edizione. Torna Benissimo. a trovarci. A Grazie dopo. Marinella. Ciao a tutti. Turco, ti prego, fammi sentire un po' Funari quando si chiamava la telecamera. Vieni qua, dammi la 3. Dammi la 3, che vedo che c'è scritto il numero. Dammi la 3, che veramente mi sento un po' Funari quando faccio così. Dammi la 3, perché io e te adesso abbiamo bisogno di prenderci una piccola pausa caffè insieme a Gabriele Marconi. Sono appena tornato dall'aeroporto dove ho accompagnato un mio amico. Nonostante i rischi del periodo è voluto partire lo stesso, per Praga, a cercare la donna della sua vita. Gli hanno detto che l'amore è cieco. Bentornati dopo questa breve pausa caffè, una pausa che ci ha consentito di sistemarci un po' qui in studio per dare spazio a un grande artista che è un musicista, un compositore, un interprete. È con grande piacere che accogliamo in questa edizione di Mille Voci il nostro Franco Fasano. Ciao Daphne, ciao a tutti. Ciao. Io ho avuto il piacere di conoscerti in questa occasione, ma so che tu già hai partecipato ad altre edizioni di Mille Voci. Quest'anno io festeggio il 10° anno perché sono venuto la prima volta nel 2011 e devo dire che con Gianni ci siamo sempre trovati perché difendiamo tutte e due un certo modo di scrivere la musica in modo melodico, no? Le mode cambiano così, però questo modo di sentire la musica e io di scriverla non è che la trovi da tutte le trasmissioni, no? Perché Mille Voci è uno dei posti dove a me piace andare. Grazie Franco, questa è una bella cosa che dici sulla trasmissione ed è anche vera perché è una delle pochissime ormai rimaste che tra l'altro fa della buona musica italiana. Hanno portato il pianoforte vero. Hai capito? Questa è stata proprio una decisione del Turco che ha detto Franco deve suonare con un bel pianoforte perché tu sei un bravissimo musicista. Con cosa ci allieti? Guarda, quando sono venuto qui qualche anno fa, avevo cantato questa canzone che avevo portato a un Sanremo nel 1989, pensa. E allora mi riattacco a questa, bene. Ok? Con enorme piacere vi lascio in compagnia di Franco Fasano. L'inquietudine è una scia dove nuoti sempre tu, la corrente è troppo forte e tu non ti fermi più, la tua rotta hai scelto già verso l'idiosincrasia, per le cose più normali, anche per me, se tu seguissi la teoria della regolarità, ti raggiungerei attraverso tutte le difficoltà e se poi istintivamente ritrovassi l'armonia, ne guadagnerebbe il mondo, non solo noi. Ma dimmi dove sei, così ogni tanto mi oriento. E dimmi come mai da me ti stai nascondendo la tua fragilità, la scopro e poi la difendo e quel giorno non mi perderai più. E dimmi sì o no, se è vero che ti appartengo, se stare insieme a me ancora un suo fondamento, no. Ma ora che noi siamo qui, trova un posto all'allegria, chiudi tutte le finestre per non farla andare via. Perdoniamoci le volte che non siamo stati noi, quando c'erano le lotte dei tuoi sogni contro i miei. Ma dimmi dove sei, così ogni tanto mi oriento. Se non ti incontrerò, ti cercherò
quel giorno non ti perderò più. Grazie. Franco Fasano! Grazie Daphne. Franco Fasano a Mille Voci, grazie! Ciao, ciao. Avremo il piacere di riascoltarti in qualche altra occasione in questa edizione. Torna a trovarci, Franco, perché hai creato veramente un'atmosfera poetica, quindi Grazie, ti grazie. aspetto. Mi sta venendo un'idea, ma te lo dirò alla prossima puntata. Va bene, allora dopo ne parliamo. Grazie Franco, grazie. Allora, Gianni, dobbiamo prenderci un altro secondino, una pausetta caffè. Ho un amico che fa il poliziotto, ma nel suo mestiere è un incapace ed è pure calvo. Non è riuscito ad arrestare nemmeno la caduta dei capelli. Ho conosciuto personaggi che pur di arrivare al successo si prestano a qualsiasi forma di compromesso e altri invece che non si prestano. Si vendono proprio. E Gianni Turco, e Gianni Turco, bella vaglione, e Gianni Turco, e Gianni Turco, Tutte femmine fanno innamorare. ma una rossa la sera, con un vaso e con una scusa, t'ha fottuta nel mio cuore. Gianni Turco non si chiude, e Gianni Turco, e Gianni Turco, voi, Bello guaglione, e Gianni Turco, e Gianni Turco, tutte femmine fanno innamorare. Abbiamo restituito il pianoforte al maestro Alessandro Alessandro Sì, per perché- sentire questo omaggio a Gianni Turco. Io conosco Gianni Fasano e so che se lo sarebbe portato a casa, quindi è meglio... Franco Fasano Franco si sarebbe Fasano. portato il Sì, pianoforte se lo a sarebbe casa. No, fregato. l'ha restituito Franco, il pianoforte l'ha restituito al nostro maestro Alessandro Alessandro, che certo che se ti restituiscono il pianoforte e vengono fuori queste composizioni... Beh, ma lui è bravissimo, No. io lo conosco, è Appunto. superlativo, è uno dei più bravi che ci sia in giro, sia a scrivere canzoni sia a interpretarle. Infatti, lo devo concordo. dire E infatti, grazie di per la mia averlo esperienza detto. e per quello che conosco anche lui come persona. Come persona, è vero. Poi chi scrive delle belle cose vuol dire che è una bella persona. Grazie. Andiamo avanti con il nostro programma con un gradito ospite che è stato in questa trasmissione nell'edizione 2019, il nostro Giuseppe Giuffrida. Salve. Io adesso mi sento un po' in imbarazzo perché Giuseppe è timidissimo, Purtroppo vero? sì. Quindi io cerco di essere il più carina possibile senza metterti in difficoltà, perché ci siamo conosciuti l'anno scorso e io di questa cosa sono rimasta assolutamente estasiata, perché tu hai un modo molto carino di presentarti, anche molto elegante di cantare, quindi io Grazie. in questo ti voglio fare i complimenti. Da dove vieni, Giuseppe? Cuneo. Da Cuneo, quindi salutiamo anche tutti quanti quelli che ti stanno seguendo di Cuneo. Cosa ci canti oggi, C'era un Giuseppe? ragazzo che come me amava i video dei Rolling Stones di Gianni Morandi. No, vabbè, allora non la canti solo tu. Qui cantiamo cantiamo tutti tutti. insieme, cantiamo insieme a Giuseppe, noi qui in studio, voi da casa, questo grande successo di Gianni Morandi interpretato da Giuseppe Giuffrida. Grazie mille. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé aveva 1000 donne se cantava e
a ticket to ride, oh Lady Jane yesterday. Cantava viva la libertà, ma ricevette una lettera. La sua chitarra mi regalò, fu un richiamato in America. Stop coi Rolling Stone, stop coi Beatles, stop. M'han detto va nel Vietnam e spara ai Vietcong. Ta 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 ta. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone, girava il mondo ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra ma uno strumento che sempre dà la stessa nota, ratatata. Non ha più amici, non ha più fan, vede la gente cadere giù. Nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop coi Rolling Stone, stop coi Beatles, stop. Nel petto cuore più non ha, ma 2 medaglie o 3. Ta 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 Grazie mille. Grazie mille. Giuseppe Giuffrida! Grazie mille. Grazie Giuseppe, torna a trovarci, Sicuramente. Ti aspettiamo, grazie Giuseppe. E io invece vado vicino al mio compagno di viaggio. Sì, ma compagno di viaggio, ma Dove per sta andare... Dove andiamo? E soprattutto Sì. perché? Oltre. Beh, questa però è una di quelle domande filosofiche difficili, alle quali è difficile vabbè. rispondere. Senti, Alessandro, dai, ti faccio fammi una canzone, cosetta. Ti metto una cosa su un vassoio. Me la servi su un piatto d'argento, vai. Santi che pagano, il mio pranzo non ce n'è. Sotto le stelle in Piazza Grande. Non so se ridi per disperazione. Io rido. No, perché adesso voi dovete sapere che il maestro Alessandro mi sta colando il trucco dalle risate, perché lui cerca di servirmi su un piatto d'argento Invece la è di presentazione coccio. Invece. dell'artista successivo. Quindi se voi ci seguite in questa edizione di Mille Voci, veramente ne vedrete di tutti i colori, perché fa spesso Rifaccio così. rifaccio. Allora me lo devi rifare in modo che io così poi posso andare a presentare gli artisti che seguiranno a questo momento secondo me storico, perché io credo che loro non siano mai stati presentati così. Dai, rifallo, vai alla grande. trucco. Vai. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è. Ehi, Bravi, non ci si bravi. crede. Questo è il modo in cui dovremmo presentare i Santo California. No, vabbè. Perché voi siete carinissimi e gentilissimi e quindi state anche al gioco e allo sì, scherzo, perché da Alessandro va benissimo. detta dal Anzi, maestro. noi gli offriremo un pranzo, sicuramente. Infatti così devi Anche farlo due, ricredere. magari così rimango pure a cena. Devi farlo ricredere che non Con è vero che i piacere, Alessandro. santi Sì, non no. pagano. No, I no. santo invece sì. Avrei anche fatto un'altra che... No, non ci... Cielo grigio su, ti
sogno California. Bene, abbiamo fatto questa spettacolare. Però no, insieme Alessandro... non potevo farle. No, cioè non veniva il medley. Vabbè. Allora, come avete potuto vedere, siamo felicissimi e onoratissimi di avere qui con noi i Santo California. Facciamo... A tutti, grazie. Ecco. Voi siete graditissimi ospiti di Gianni Turco da tanti anni. Io ho avuto il piacere di conoscervi in questo percorso con Mille Voci e ho scoperto e conosciuto delle persone veramente squisite. Noi siamo fortunati a Mille Voci perché siamo veramente circondati da artisti speciali come persone ancor prima che come artisti. E loro sono tornati a trovarci facendo anche molti sacrifici, perché in questo periodo viaggiare, spostarsi, riuscire ad arrivare è molto difficile. Poi voi venite da una regione veramente dalla che Campania, sta passando dalla cui... Campania, quindi una regione che sta passando come ancora tante le restrizioni. altre. Io volevo dire che a noi fa piacere essere qui a Mille Voci, perché ormai ci sentiamo parte di questa famiglia, grande famiglia, e sono d'accordo con quello che ha detto Franco prima. È una trasmissione, un programma che porta comunque all'ascolto di canzoni che hanno fatto il giro del mondo, praticamente un successo a livello internazionale. Ci sono anche nuovi artisti che cominciano a farsi ascoltare, quindi per cui è anche per noi un piacere dare un contributo a loro, ecco. Assolutamente. E poi c'è il maestro Alessandro, che anche noi conosciamo di nome, che si presta al gioco, quindi per cui ha vinto un pranzo. Due pranzi. Grazie, sono campano come voi, quindi vi raggiungo facilmente. Si vedeva, Alessandro, perché la musica è quella, il nostro Gianni, anche lui... anche lui viene da quelle parti, infatti qui è sangue napoletano, certo, si sente. Si sente anche. Cosa ci cantate oggi? Devo dire, Daphne, senti, noi abbiamo fatto come tutti il periodo di lockdown, come si dice, no? No, devi trovare un altro modo, perché al turco questa cosa di usare l'inglese, chiusi tutti dentro. Io lo volevo dire, però poiché usiamo queste parole... lo so, però lui poi mi riprende, quindi mentre eravamo tutti chiusi... Durante la chiusura forzata, che abbiamo vissuto tutti, non sapevamo cosa fare, abbiamo suonato, cantato, ballato, ci siamo visti poi, e poiché in programma c'era un nuovo CD per quest'anno, poi l'abbiamo interrotto, e avevamo già registrato una canzone che parlava della terra, Gaia, difendiamo la terra, e c'era questa canzone che avevamo già fatto. In fretta e furia abbiamo fatto un video home proprio, a casa, una cosa... E l'abbiamo messo sul web, devo dire che hanno risposto in tanti, un buon successo. E la vorremmo presentare anche oggi qui. Siamo onoratissimi. E parla di Gaia, della terra, proteggiamo la terra. Questo è il messaggio prendiamoci cura della nostra terra, che probabilmente tutto quello che stiamo passando un po' dipende anche da questa... Ha avuto una bella pausa la natura durante quel periodo lì, infatti. E poi si è ripigliata un'altra volta. Purtroppo. Allora, i nostri santi che pagano il pranzo, i nostri Santo California in Gaia. Quando Gaia era bambina, qualche milione di anni fa, sulla scia di una cometa, l'amore arrivò qua giù e la vita incominciò. E come per incanto lei rigenera quest'universo, coi suoi profili languidi, consumati dall'umanità, che chiede sempre e non dà mai. Gaia non è più la stessa, se una ferita l'attraversa, perché lei sta cercando di stare bene nonostante noi. Gaia non è più una stella, ora è diventata terra, e non bisognerà più farle del male ancora una volta, no. Nonostante noi, Gaia è sempre qui, Gaia è
intossicata dagli uomini, corteggiata e violata da chi le ha promesso rispetto e amore in una guerra di energia. Ha smesso di risplendere e giorno dopo giorno lei rinnova questa vita mia come la dea grande madre. Ci protegge e poi ci porta via e forse l'uomo cambierà. Gaia non è più una stella, ora è diventata terra e non bisognerà più farle del male ancora una volta, no. Gaia non è più la stessa, se una ferita la attraversa, perché lei sta cercando di stare bene nonostante noi. Gaia è sempre qui, Gaia è sempre qui. Gaia non è più una stella, ora è diventata terra e non bisognerà più farle del male ancora una volta, no. Gaia non è più una stella, ora è diventata terra e non bisognerà più farle del male ancora una volta, no. Nonostante noi, Gaia è sempre qui, Gaia è sempre qui, Gaia è sempre qui, per sempre qui. Isanto California! Non facciamo del male a Gaia! Noi vi aspettiamo perché abbiamo la fortuna e il piacere di avervi ospiti qui a Mille Voci, quindi vogliamo rivederci nel corso di questa edizione. Sì, con grande piacere. Vi aspettiamo, Isanto California! Ma vedi che bravo che sei, sembra che sei capace quando fai bene, così, lo sai, vero? Anche tu canti bene, Ma- perché potresti... Devo dire che sì, il turco quest'anno ha trovato questa accoppiata, non è niente capito? male, devo dire. Bravo maestro. Beh, ma anche gli ospiti, devo dire la verità, sono di tutto rispetto. Va bene, adesso però se vuoi ti do 2 minutini per esprimerti, dai. Suona quello che vuoi. In che senso? Così? No, non devi raccontare Così, le barzellette, suonami una cosetta. Guarda, ti faccio un pezzettino di una delle canzoni più belle che siano state fatte nella storia internazionale, non in particolare, che però nei piano bar non viene mai suonata. Ah, ok, abbiamo Chissà questa perché. occasione, facci sentire. On a morning from a burger movie, in a country where they turn back times, you go strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, brown and light of watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation. She just tell you that she came in the year of the cat. La ricordi? Maestro Alessandro, no. Non te la ricordo, no, non è possibile. No, si vede che sono troppo giovane. Grazie per questo Eri momento. distratta, perciò Ero non te la distratta. ricordo. Grazie Al Alessandro. Stewart. Bravo ragazzo, vedi che ti Bravo chiamano Agliulo. ragazzo. Quanto gli hai dato? Vabbè. Parecchio. Allora andiamo avanti col nostro programma. È arrivato il momento di un nuovo acquisto della nostra trasmissione. Lei è Mad Cash. Ciao. Grazie a tutti. Ciao. Ben arrivata. Eccomi qua. Giovanissima. Quasi il mio compleanno, tra un po'. 21, no.
21 anni, 3 novembre. Auguri per i tuoi... Dopo, dopo si fanno? dopo, Beh, dopo. comunque giovanissima. Giovanissima, hai scelto Mille Voci per venire a far conoscere la tua musica. Assolutamente. Ho letto qualcosa su di te, hai fatto anche la YouTuber o qualcosa del genere, facevi del freestyle Sì, che poi esatto. pubblicavi su YouTube. Esatto, tutto è nato da lì. Tutte parolacce per il turco queste, nel senso che qui stiamo parlando proprio un'altra lingua. Sì, porto un qualcosa di leggermente diverso da quello che si è sentito finora. È vero, perché è A un modo tocco mio. anche tuo, molto giovane, che fa bene anche al nostro pubblico, quindi siamo contentissimi di averti qui. Anch'io. Cosa ci canti? Non sono un umano, è l'ultimo brano che è uscito e vi Scritto vorrei da cantare te. questo, sì, assolutamente sì. Quindi la nostra Mad Cash con Non sono un umano. Fate l'amore, basta con la guerra, tutti incazzati ma sulla stessa terra. Fate l'amore, basta con la guerra, tutti incazzati ma sulla stessa terra. Non me ne frega brutto roito dei tuoi bla bla, nella testa mia tipo porno senti fuck fuck. Non me ne frega sai di cosa puoi pensare, no. Vivo la mia vita, tu continua ad aspettare. Dentro il mare, emotività profonda, altro il male, una bimba che affonda. Solo indifferenza per ciò che mi circonda, anche appesa ad una lenza non sarò mai seconda. Nessuno importa niente di nessuno, questo è chiaro. Non passarmi avanti che ti asciugamano. Ho perso la fiducia per un mondo migliore. Spesso chi ti giudica è il tuo primo ammiratore. Quanta invidia dai, spostati che non sei nessuno. Non pensare a me, pensa un pochino più al tuo culo. Se hai bisogno di una mano tutti scappano. Se ti serve una comparsa guarda un po' come ti abbracciano. In giro gente pazza che mi stringe la mano. Sta vita è una festa e non mi sento un umano. In giro gente pazza che mi stringe la mano. Sta vita è una festa e non mi sento un umano. In giro gente pazza che mi stringe la mano. Sta vita è una festa e non mi sento un umano. Una partita persa questa vita che viviamo. Affrontiamo le paure altrimenti moriamo. Questo vino calda, sento il muro che mi parla. Una vita di problemi mentre pensi a farne un'altra. Io non ci sto con gente come voi. Fate gli amiconi, siete avvoltoi. In gruppo fate i fighi ma da soli di cemento. Puttane egoiste che seguono il vento. Ci provi ma cadi di mento. Tu ti fidi, io ti stringo e ti mento. Dai, vieni che balliamo un lento. Anche se poi mi risveglio nel letto. Tu, attento a non fare il furbetto. Poi di ansia ne ho più di un etto. Vuoi, mi sveglio già nervosa nel letto. Poi mi pento ma il coltello nel petto. Tu, non darò mai più nulla a nessuno. Mai, dimmi chi c'era quando gridavo aiuto. Chi c'era? In giro gente pazza che mi stringe la mano. Sta vita è una festa e non mi sento un umano. In giro gente pazza che mi stringe la mano. Sta vita è una festa e non mi sento un umano. In giro gente pazza che mi stringe la mano. Sta vita è una festa e non mi sento un umano. Una partita persa questa vita che viviamo. Affrontiamo le paure altrimenti moriamo. Fate l'amore, basta con la guerra. Tutti incazzati ma sulla stessa terra. Fate l'amore, basta con la guerra. Tutti incazzati ma sulla stessa terra. Fate l'amore, basta con la guerra. Tutti incazzati ma sulla stessa terra. Fate l'amore, basta con la guerra. Tutti incazzati ma sulla stessa terra. Chi c'era? Che bel messaggio! Fate l'amore, non fate la guerra. Tutti incazzati ma sulla stessa terra, quindi possiamo essere tanto diversi ma alla fine abbiamo tutti gli stessi problemi, chi in una cosa e chi in un'altra, quindi vogliamoci più bene, ecco. Assolutamente, in questo momento soprattutto che sembra che abbiamo tutto il mondo lo stesso problema, oltretutto. Esatto. Ora di più. Ora ancora di più. Grazie Mad Cash, Grazie è a stato voi. un piacere. Grazie a di essere stata con noi a Mille Voci. Bene. E adesso passiamo da un genere a un altro genere in maniera repentina, come riusciamo a fare noi qui a Mille Voci. Turco, mi devi seguire perché io invece vado a prendere il nostro tenore, il tenore dell'edizione 2020 di Mille Voci. Ciao a tutti, Eccomi. eccoci qua. È sempre un piacere essere qua davvero. Eccoci qua. Allora, Matteo, ti vedo in forma, detto da te, è favoloso.
Dei fiati ciecamente, lo sai. Dai fiati si sente, infatti tu hai dei sensi spiccatissimi, perché prima io non ti avevo visto, passavo nel corridoio, stavo parlando e si è sentito Matteo che gridava ciao Daphne! Sì, no, perché è vero che nel tuo caso ci sono tutti i sensi si accendono in qualche modo, no? Esatto. Allora, il nostro Matteo vive di musica, vive con la Esatto. musica, supera le difficoltà attraverso la musica, è il nostro, ormai lo voglio soprannominare il tenore di questa edizione di Mille Voci, della 16ª edizione di Mi Mille fa piacere, Voci. spero di esserlo per un po' di anni. Io sono onorato di esserlo, perché questa qua è l'unica trasmissione, lo ripeto, viva, seria, dove si fa musica, c'è amicizia e si collabora. Quindi viva Gianni Turco, che possa vivere 100 anni. Oh, che bell'augurio! Hai capito, Turco, che bell'augurio che ti ha fatto Matteo. Bene, grazie. Che cosa ci canterai oggi, Matteo? È un pezzo d'amore, dedicato a tutti noi che siamo sempre innamorati. Si chiama Cammina Cammina del grande Amedeo Minghi, è fatto in stile matteesco tiraboschiano. Tutto per voi. Quindi in stile tiraboschiano il nostro Matteone canta Cammina Cammina. Grazie. Cammina, cammina, divieni via via più vicina, sorridi, affianca il mio passo, che imperga la strada, ma non è sbagliata. La vita è una sfera che viene e che va, la meglio che c'è per me che vivrai tutto il tempo a parlare di te, a parlare di te. Cammina, cammina, divieni via via più vicina, io sono con te per la vita, lo stesso che penso di te. Se potessi indovinare il tuo dolore, non soffriresti mai. Ogni volta che ti trema troppo il cuore, con me respirerai, io ti difenderei, io ti difenderei, ti difenderei, lo sai che lo farei. Cammina, cammina, sei qui con la testa e ti sento, non conta più niente, che noi siamo il resto. La nostra storia è fatta d'amore, andremo lontano, non è un'avventura. Se sono con te la mia storia diventa per sempre così, quella meglio che c'è per me che ho passato la vita a pensare di te, a pensare di te. Cammina, cammina, divieni via via più vicina, io sono con te per la vita, lo stesso che penso di te. Se potessi cancellare tutto il male, tu non sapresti mai, non importa se domenica o Natale, con te mi troverai, io ti difenderei, io ti difenderei, ti difenderei, lo sai che lo farei. Se potessi cancellare tutto il male, tu non sapresti mai, non importa se domenica o Natale, con te mi troverai, io ti difenderei, io ti difenderei, ti difenderei, sai che lo farei. Cammina, cammina. Grazie! Bravo! Il nostro Matteo Tiraboschi! Volevo dedicarvi un vincerò, posso? Mille Voci vincerà veloce, me lo fate fare? Vai! Mille Voci vincerà, vincerà, la sol, vincerà.
bell'augurio, grazie Matteo. Eccoci qui. Grazie molte. Vinceremo. Cercheremo di arrivare alla fine di questa edizione e vincere contro tutte le difficoltà. Alessandro, dai, sì, vai. Vorrei incontrarti tra 100 anni. Che facciamo 1000 voci fra 100 anni. Alla centesima edizione pensa al di mondo 1000 tra voci. 100 anni. Ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri. Saranno belli più di ieri. Grazie, che bella presentazione. È una bella presentazione perché adesso tocca a me. Ecco. Sì, mi prendo un piccolo spazio per regalare un nuovo brano che fa parte adesso del mio repertorio. È stato sempre un brano che abbiamo concertato col Turco. E sono molto contenta di interpretare questa canzone, anche se poi è un po' difficile perché l'hanno interpretata veramente delle grandi cantanti della musica leggera italiana, quindi insomma mettersi alla prova anche in questo caso è impegnativo, però lo faccio molto volentieri e vi regalo Una ragione di più. Sai, c'è una ragione di più per dirti che vado via. Vado e porto anche con me la tua malinconia. Cerco le mie mani ti vorranno ancora, ma ci sarà il bene insieme. Oggi e domani e poi domani ancora, finché il mio cuore ce la fa. Sei tu quella ragione di più, mi hai chiesto talmente tanto. Io non ho più niente per te e ti amo. Tu non sai quanto amo da morire anche il tuo silenzio che non mi lascia andare via. Vado, ma se mi dici non lasciarmi solo, non so se il cuore ce la fa. C'è una ragione di più. Sai, c'è una ragione di Brava! Grazie. E siamo arrivati alla fine di questo appuntamento, di questa puntata di 1000 voci.
abbiamo il piacere di avere degli artisti che fanno veramente dei lunghi viaggi per venire qui a trovarci, quindi noi ogni tanto qualcuno di questi lo sfruttiamo un po' di più e con lui ce lo possiamo permettere. Quindi chiamo qui a chiudere questa puntatona di Mille Voci il nostro Michele! Eccoci qua. Questo splendore adesso canta una canzone che questa frase io l'ho sentita praticamente per quasi tutta la vita, da quando ero piccola. Ogni tanto eravamo seduti a tavola e mio padre esordiva proprio con questa frase, che sono sicura è successo in tutte le nostre famiglie, perché si guardava intorno e diceva: dove vanno i soldi? Con dove vanno i soldi? Michele! Io lavoro al nord, poi lavoro a sud, viaggi lunghi, notti bianche, ogni sera show. Faccio un po' di rock, ogni tanto un blues. Come te mi chiedo, sai, dov'è che vanno mai a finire i soldi? Dove vanno i soldi? Che adesso passano di qua, per caso in tasca non si fermano mai. Ho smesso col caffè, non mando fiori a lei e do le ragnatele sul telefono oramai. Non fumo quasi più e poi non vado al bar. E allora adesso dimmi dai, dov'è che vanno mai a finire i soldi? E dove vanno i soldi? Che per comprare un posto in paradiso neanche rate ce la farei. Tutti i soldi miei, tutti i soldi tuoi, sono come trasparenti, chi li vede mai? Tutti i soldi miei, tutti i soldi tuoi, chi è che ce li spende, chi se li prende mai? Bisogna fare un leasing per avere almeno un sogno per noi. Compro jeans, niente scarpe o Phillips, gioco la schedina e poi la odio il lunedì. I baci che do a lei li pago 2 per 3. Allora dimmi adesso dai, dov'è che vanno mai a finire i soldi? E dove vanno i soldi? Che a metà mese sono già così scannato che di più non si può. Tutti i soldi miei, tutti i soldi tuoi, sono come trasparenti, chi li vede mai? Tutti i soldi miei, tutti i soldi tuoi, chi è che ce li spende, chi è che ce li prende mai? Bisogna fare un leasing per avere almeno un sogno per noi, per noi. Sono come trasparenti, chi li vede mai? Tutti i soldi miei, tutti i soldi tuoi, chi è che ce li spende, chi è che ce li prende mai? Bisogna fare un leasing per avere almeno un sogno per noi. Tutti i soldi miei, tutti i soldi tuoi, ma fine fanno? Grandioso! Io mi preoccupo per i miei, vero? i tuoi non tanto. Non avevo dubbi visto da dove vieni. Vengo da Genova. E difendi. Allora è proprio vero quello che dicono dei genovesi, eh? Assolutamente no. È peggio di quello che sembra. Michele, grazie!
E con questo dove vanno i soldi, che è una domanda che ci porteremo dietro, mi sa, per parecchio tempo, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Mille Voci. Continuate a seguirci insieme ai miei ospiti. Turco, sigla!